Sono più solo, bentornata Gabriella Barcariol. Ben ritrovati. La nostra avvocata del cuore con cui viviamo ogni settimana, più o meno, quando non ci tratta male, la nostra A Casa Tutto a Posto, la rubrica con la quale vogliamo dare sempre uno sguardo alla situazione delle famiglie, dei minori di Taranto. E questa settimana cerchiamo di entrare nel vivo delle storie e lo facciamo partendo in realtà da alcuni dati che abbiamo raccolto nei giorni scorsi. Non so se hai avuto, Gabriella, hai avuto modo, abbiamo ascoltato. Ti seguo anche grazie. quando non sono qui. Mette un po' ansia questa cosa, ma va bene. A parte le battute, abbiamo ascoltato per esempio la procuratrice Montanaro che ci ha dato dei numeri davvero agghiaccianti. Poco fa stavamo raccontando questa storia del 17enne fermato dalla polizia, poi rilasciato, ma al di là di quello è uno già conosciuto alle forze dell'ordine, quindi la procuratrice Montanaro ci ha raccontato per esempio che c'è un aumento del 30% di una serie di reati e soprattutto di reati violenti, c'era una serie di reati pesanti. La dottoressa Ariano nei giorni scorsi per esempio ci ha raccontato che aumentano anche gli adolescenti, i bambini dipendenti dal cellulare. Ora, perché dico queste cose? Perché sulla base della tua esperienza volevo provare a capire anche, esiste un collegamento secondo te tra l'uso smodato di social, anche TikTok, io non ce l'ho, però mi dicono, mia moglie mi racconta, mi fa vedere delle robe che sono davvero terribili, e questo aumento dei reati o comunque in generale della violenza tra i più giovani? Sì, secondo me è tutto correlato. È correlato io partirei proprio dal principio della povertà educativa, perché non possiamo dare colpi agli altri quando le famiglie purtroppo non sono in grado di educare effettivamente i minori in una società che non è più quella di 30 anni fa. Anche quando siamo nati noi era diverso, no? Quindi 40 anni fa, 50 anni fa era completamente diversa la società. Poi è diventata ovviamente sollecitazioni continue, no? C'è un'apertura al mondo esterno e alla devianza che secondo me è fondamentale. Noi come operatori veramente queste cose le vediamo tutti i giorni, cioè per noi il fatto che un ragazzo venga fermato col coltello, o che picchi, no? Che ci sia una violenza nei confronti delle forze dell'ordine, devo dire che forse è all'ordine del giorno realmente. Ci sono situazioni assolutamente drammatiche che sono però sfuggite di mano. Molto probabilmente si parla di ragazzi che avrebbero dovuto essere aiutati in un momento precedente, cioè qualcuno avrebbe dovuto allertare, così come avviene con i servizi sociali, con le stesse famiglie che si rivolgono poi ai servizi sociali che poi trasportano tutto al Tribunale per i minorenni, alla procura del Tribunale per i minorenni, perché la devianza non arriva così. La devianza è un percorso, no? Che tu vedi dentro casa, non puoi non vederlo. Io l'ho visto nei miei assistiti. Ci sono due casi molto eclatanti, anche perché non riguarda il ceto sociale. È una cosa che si espande. Esatto, allora questa roba diciamo, lo dico in maniera quasi tragicomica, nel senso che io sono nato e cresciuto a Taranto Vecchia negli anni '80, quando Taranto Vecchia era un territorio un po' più rock, diciamo, di quanto non lo sia di adesso. Andavo a scuola privata dalle suore in centro, quindi io non ero, tra virgolette, per alcuni aspetti né carne né pesce, nel senso che a Taranto Vecchia avevo difficoltà con i miei amici perché ero costretto a parlare in italiano da mia mamma, non potevo parlare in dialetto, guai. E in quella scuola invece ero un po' non mi hanno mai fatto pesare, devo dire, delle differenze, cose, però ecco, quando la gente scopriva che tu eri di Taranto Vecchia comunque rimaneva stupida, perché diceva cazzaro, parla in italiano, capito? Quindi ora però in realtà nel corso del tempo poi non c'è più divario. I figli, una parte dei figli della Taranto Bene che erano in classe con me hanno preso strade diverse. Assolutamente sì. E quindi questa roba, un po' questo stigma che noi ci portiamo addosso ancora oggi, non so se hai mai notato, portano i regali ai bambini di Taranto Vecchia. Io e mia sorella ridiamo spesso dicendoci che ci immaginiamo come tipo scimmie nelle gabbie, la gente viene e ci dà le brocioline. Queste sono cose paradossali. Poi io apprezzo la buona volontà di tutte, però noi bambini di Taranto Vecchia, noi poveri bambini di Taranto Vecchia, è vero. Quindi siamo visti come già segnati in qualche modo, capite? Invece poi paradossalmente, i casini succedono anche succedono ovunque per tanti motivi, però succedono e i campanelli di allarme ci sono. Io ho due situazioni, no, diverse. Uno è un ragazzo che viene da una famiglia per bene, possiamo dire, dove c'è però sostanzialmente l'allontanamento di uno dei genitori, forse la parte un poco più educativa rispetto a quella che è la figura materna, che un po' lascia andare. Questo ragazzo
ragazzo in un attimo su segnalazione della scuola. Ecco, dobbiamo parlare delle segnalazioni della scuola. La scuola fa le segnalazioni, ma le segnalazioni fatte dalla scuola servono ad allontanare il minore. Cioè la scuola ti pone il problema e dice: io non lo posso tenere perché i ragazzi della classe se ne stanno andando tutti, io sto perdendo clientela. Però posso dirti una roba, quindi non c'è l'aiuto. Io quello che non tu vedo. Stai ragionando ovviamente da avvocato, diciamo, dei minori, giustamente. Io sto ragionando come avvocato dei minori. Voglio fare la parte del cattivo e dire: però un genitore, il padre di un altro, che deve fare? Io quest'estate ho avuto una discussione con degli amici, colleghi. Discussione, già me la immagino la tua discussione. È partita come una chiacchierata. Finita la serata. Sono rimasta effettivamente molto colpita dal fatto che colleghi forse non fanno il minorile, quindi non vedono attenzione, io faccio il capo scout, no? Quindi come dire, certo, la penso esattamente come te, però tante volte mi rendo conto che sta gente... Ed è giusto, però se questi bambini, perché sono bambini, non vengono aiutati ad essere degli adulti, e la scuola chi ti deve aiutare? Allora, se la famiglia è povera educativamente, a chi ci dobbiamo riferire? Alla scuola. Ma la scuola è diventata una società per azioni e quindi deve trovare il cliente, e quindi il problema del bambino, a me è successo anche con un bambino di 6 anni, sono stata chiamata per dire: deve essere allontanato dalla scuola, fateli fare l'educativa parentale. Io ho detto: l'educativa parentale, mo torniamo. Questo da che estrazione sociale proveniva? Normale. Era comunque, si era trasferito a Martina, era un bambino nato e cresciuto nei vicoli di Taranto Vecchia, quindi in una situazione comunque un po' dei tamburi, in una situazione un po' drammatica, dove c'era una madre violenta, quindi ha vissuto ovviamente delle situazioni. Noi non possiamo perdere di vista che questi bambini non hanno colpa, che sono vittime di tutto, sono vittime delle famiglie, vittime delle scuole. Cioè è vero che anche quando arrivi a scuola, io dico sempre, non possiamo dare colpa agli altri, perché l'educazione fino a 6 anni la diamo noi. Okay? Quindi il modo in cui questi ragazzi si dovrebbero approcciare a tutti lo diamo noi, l'educazione e i valori li diamo noi. Però è anche vero che quando poi si arriva in situazioni veramente drammatiche, io comprendo la scuola, ma non ci sono, più che l'imputabilità, perché non abbiamo percorsi diversi per aiutare questi ragazzi? Più che abbassare l'imputabilità, io non ho letto bene la proposta di legge, ma come avvocato minorile io vedo questi ragazzi, se tu lo rendi imputabile a 13 anni, cioè, gli stai dando già, come dire, uno stigma a 13 anni. Dobbiamo considerare che il percorso con la giustizia non è un percorso, il minore deve uscire dal circuito della giustizia. Allora, quando torniamo ci racconti anche l'altro caso, quello che proveniva da una realtà diversa, quindi non vi muovete, c'è Gabriella Barcariol, restate su Cittadella. Siamo tornati in diretta dopo il nostro rewind, siamo con l'avvocata Gabriella Barcariol, stiamo parlando di minori terribili, ci ha raccontato una storia che ha a che fare con un tuo assistito, insomma un bambino proveniente dalle realtà difficili del rione Tamburi, ma ci dicevamo poco fa che queste devianze, questi disagi che poi diventano in qualche modo purtroppo anche viatici per la commissione di reati penali non sono legati solo a un'estrazione sociale, tra virgolette medio-bassa. No, c'è un'altra esperienza che ci volevi raccontare? Ce ne sono altre, ce ne sono tante, perché ormai ovviamente come si è detto c'è un incremento. Una è quella di un ragazzino che è stato in comunità. Questo secondo me c'è stato un errore, come si definisce un errore di valutazione iniziale, perché ora con la riforma Cartabia è un po' tutto più diretto, il minore è al centro del processo e quindi l'attivazione dei supporti al minore sono sicuramente immediati e sono diversi da quelli che c'erano una volta. Io ho ancora una situazione nella quale c'è un ragazzino che ha 16 anni, è entrato in comunità la prima volta a 2 anni. 2 anni insieme alla madre. 2 anni per aggressione insieme alla madre, per aggressione da parte del padre insieme alla madre, dopodiché ha fatto aggressione, loro vittime di aggressione del padre. Dopodiché per la durata di 14 anni lui ha fatto ingressi ogni 2 anni, un ingresso in semiresidenziale o in residenziale con la madre. I genitori tornavano indietro e poi si lasciavano. Lei poi ha fatto i figli con altri uomini e lui è rientrato nel semiresidenziale, quindi veniva sballottato da una parte all'altra fino a quando a 13 anni hanno finalmente deciso forse di mandarlo in affidamento. Ma tu puoi pensare mai che un bambino che assisteva a sparatorie o al padre che al biliardo massacrava di botte qualcuno? Può mai essere che questo bambino in
13 anni non abbia formato una cultura che è quella vista, l'esempio che ha seguito, anche se lui è un ragazzo splendido dal mio punto di vista, ma come si fa? E ovviamente la famiglia ha evidenziato delle difficoltà. Questo ragazzino è entrato e uscito dalle comunità ora all'età di 16 anni, e forse da 4 comunità. Allora come però fa? Per capirci, Gabri, tutto questo, al di là diciamo di chiamarla colpa o responsabilità, piuttosto, ecco, però se dovessimo analizzare in tutto questo qualcosa da migliorare, il welfare, il sostegno. Non ci abbiamo assistenti sociali, non ci sono i mezzi, non ci sono poliziotti, non ci sono carabinieri, non si può pattugliare, le sappiamo dove arrivano questi, cioè i reati, noi sappiamo, le baby gang dove ci sono, li sappiamo. Io ho trovato un minore che non vedeva, che la comunità era scappato dalla comunità, quando le hanno notificato, sono riusciti a notificarli, però non so perché la richiesta di SIT, di ascolto della persona imputata, e come hanno fatto? Perché questo tutti sapevano che stava presso una famiglia. Allora, se non è colpa di nessuno, è colpa di un sistema. Ecco perché io dico che molto probabilmente bisognerebbe incentrarsi non sull'abbassamento della imputabilità e quindi consentire a un ragazzino di 13 anni che non è lui, cioè lui si forma sulla base di quello che sono stati i suoi genitori e quello che ha vissuto. Poi in generale diciamo delle testimonianze che gli passano accanto. Perché quel minorenne non può essere aiutato? Cioè perché non Però quello che mi chiedo, tu mi dici dopo 13 anni ci hanno messo 13 anni per dare un affidamento, ok? Per recuperare la genitorialità biologica. Ok, però quello che ti voglio dire, ecco, ma in questo chi ha sbagliato? Il giudice? Non ha sbagliato nessuno, sbagliato l'assistente sociale. È un sistema che ora è diverso, perché ti devo assicurare che ora è diverso. Ora i minori nelle difficoltà vengono innanzitutto provvisoriamente collocati in un affido, ne abbiamo sempre parlato, no? Intrafamiliare o extrafamiliare, cioè o a famiglie esterne o ad altre famiglie esterne o alle famiglie stesse come nonni e zii. Di questo ne abbiamo ora, sono di grande supporto, ma si parla di ragazzi. Ora, se noi parliamo di questi ragazzi di 13 anni, ovviamente sono di una generazione precedente, no? Una generazione nella quale forse il sistema anche la legge era diversa. Ora con la riforma Cartabia è tutto diverso, ci sono delle indicazioni maggiori, però io che ho iniziato in quel periodo mi ricordo bene che in tante cause si preferiva recuperare la genitorialità che mettere un bambino, un ragazzino anche questo andare, uscire, entrare, l'abbandono, cioè il senso di abbandono che questo minore può avere. Come sta adesso questo ragazzo? Questo ragazzo siamo riusciti ad agganciarlo ora, 3 procedimenti penali però è un ragazzo che ora ci sta mettendo del suo, anche soltanto se tu ti rivolgi ai servizi sociali, no? E ti aiutano, perché ora anche i servizi sociali sono qualitativamente diversi, sono ragazzi giovani che hanno studiato. Ne parlava proprio la procuratrice Montanaro, che ha lanciato, devo dire, più e più volte quando l'ho intervistata, ha parlato benissimo dei servizi sociali di Taranto, assolutamente, e ha lanciato un appello al sindaco dicendo non tagliate i fondi al welfare, che era quello che si era detto alla fine dell'anno, però ecco. È quello il problema è quello, perché con questo assistente sociale siamo riusciti a inserirlo in un percorso di formazione che possa consentire un lavoro, un'immissione in società. E allora bisogna sperare che vengano potenziati questi servizi welfare. E intanto grazie a Gabriella Barcariola per averci raccontato queste esperienze, queste testimonianze. Torniamo martedì prossimo con A Casa Tutto a Posto, quindi mi raccomando Gabriella, non prendiamo impegni, udienze troppo presto, ai giudici e ai magistrati che ci ascoltano non le date udienze alle 9 il martedì che poi mi deve scappare o addirittura mi bidona, per favore. Grazie Gabri. Grazie a voi.